Di parlare col cuore in mano con un linguaggio che è quello del racconto, non è un trattato giuridico, di autonomia, anche sfatando molte fake news, sono circa 150 leggende metropolitane o fake news, partendo dall'origine, quindi partendo proprio in questo excursus, in questa narrazione di 160 pagine, da quello che è il germe dell'autonomia, come nasce in maniera magari anche rocambolesca, maldestra, mal interpretata, per poi prendere forma, e parlo anche di secessione, di indipendenza, di tutto quello che è accaduto in Veneto e di quello che poi è diventata la vera autonomia con il referendum del 2017, del 22 ottobre del 2017, e di quello che vorremmo fare per il Paese. Cioè, l'autonomia non è contro qualcuno, e del resto se io parlo con qualcuno che è contro l'autonomia e gli dico spiegami perché, di sicuro mi inanella 2 o 3 leggende metropolitane che non c'entrano nulla col progetto, tipo ci portate via i soldi, ma non c'è scritto da nessuna parte, è proibito portare via i soldi, è solo un fatto di funzioni. Se io dico come Ministero degli Interni che invece di far fare la coda ai cittadini alla questura per farsi il rinnovo dei passaporti, te li faccio presso l'ufficio postale, che soldi porto via, ad esempio questa è una forma di devoluzione, non c'entra niente con il nostro progetto, ma faccio un esempio, è così. L'ordinanza in deroga per la protezione civile in caso di un terremoto regionale o di un'alluvione, o il coordinamento delle forze in campo in caso di terremoto o di alluvione, sarà bene che lo diamo ai presidenti di regione che sono commissari delle tragedie, oppure resta a Roma e dobbiamo scrivere a Roma? A me sembrano banalità queste.